Presidente, le ragioni di questa sua conferenza stampa di oggi? Fare il punto della situazione e chiarire soprattutto l'esito dell'incontro che ieri ha avuto il direttivo con il Presidente della Regione, l'assessore Piero Bonno e il dirigente generale ingegnere Foti. Si è discusso delle criticità del servizio idrico nella regione siciliana, si è ovviamente discusso delle criticità di quest'ATI e soprattutto della esigenza indifferibile di procedere alla costituzione dell'azienda speciale consortile e quindi ad avere la nuova forma di gestione così come è stata voluta da tutti i cittadini e all'unanimità dall'Assemblea dell'ATI nella forma dell'azienda speciale consortile. 11 mesi per formare, per costituire sono effettivamente un po' troppi, quindi un commissariamento che ci sta. Sì, ci sta, infatti non abbiamo, anzi ci sta tutto, perché se noi già sono trascorsi 11 mesi e ancora discutiamo dell'approvazione dello statuto dell'azienda speciale consortile nei consigli comunali, se procediamo in questo modo ci vorrà un tempo troppo lungo, non ce lo possiamo permettere. La provincia di Agrigento non si può permettere tempi così lunghi per avere la nuova forma di gestione. Ironia della sorte, anche il suo comune è tra quelli che non ha votato l'adesione. Sì, ancora non si è pronunciato il Consiglio Comunale, è in Consiglio Comunale perché già si è avuta la prima fase il 3 agosto scorso, andrà di nuovo per la prosecuzione, però effettivamente 3 comuni che ancora non hanno deliberato, così come il comune più grande, il capoluogo Agrigento e altri parecchi, perché sono 16 comuni che ancora non hanno deliberato. Il potere del commissario quale sarà? Questo lo decideranno la Regione, sarà un commissario straordinario, nel senso che ritengo gli verranno riconosciuti tutti i poteri per poter procedere speditamente alla costituzione della nuova gestione. Si sostituirà ai consigli comunali, no? Probabile sì, a questo punto è probabile che sia in sostituzione anche dei consigli comunali, certo. Lei ha deciso di lasciare il direttivo con amarezza, l'ho detto anche in conferenza. Sì, capisco e rispetto quello che mi hanno chiesto i colleghi, quindi le 48 ore, ma per me ora o fra 48 ore non cambierà il termine della scelta che ho fatto. Il tutto perché, lo ribadisco, io a settembre, quando ho accettato questo incarico, l'ho fatto con la determinazione di chi era convinta che avevamo imboccato la strada giusta, che potevamo veramente fare questa società, costituire una nuova società per la gestione del sistema idrico integrato nella provincia di Agrigento. Ho creduto nell'azienda speciale consortile a distanza di quasi un anno. Sì, è vero che abbiamo avuto i 2 mesi del blocco per il coronavirus, ma a distanza di un anno ci ritroviamo con 15 comuni che ho elencato prima e che potrei ridire ora, 15 comuni che ancora nei loro consigli comunali non hanno votato lo statuto della società consortile, quindi siamo lontani dalla costituzione di questa nuova società, con una regione che pressa e preme perché non può perdere i fondi europei al 31 di dicembre del 2020, con una serie di criticità che il sistema idrico ha nella nostra provincia, per cui quegli interventi sono di fondamentale importanza, e dall'altro lato un aggiornamento di un piano d'ambito che, se non sappiamo quanti siamo, non possiamo fare. Quindi tutto questo si concatena in un problema unico, cioè dire siamo quasi al punto di partenza, perché quando l'abbiamo votata la società consortile il 27 settembre del 2019 eravamo tutti d'accordo, è stata votata all'unanimità, quindi tutti i sindaci erano d'accordo. Nei consigli comunali avranno trovato, credo, delle resistenze, non so spiegare diversamente. Di fatto oggi i comuni, peraltro di grosse città, sono Agrigento, Camastra, Comitini, Casteltermini, Favara, Lampedusa, Montallegro, Naro, Porto Empedocle, Sant'Angelo, Sant'Elisabetta, San Giovanni Gemini, San Biagio Platani, Ravanusa e Sciacca. Questi sono i comuni di cui ancora aspettiamo che arrivi negli uffici del direttivo arrivino gli statuti approvati. Allora, Fabrizio, cosa ne pensi di questa iniziativa, questo commissariamento? Insomma, si può parlare di un fallimento, insomma? No, un fallimento no, ma come si dice, a male estremi, estremi rimedi, nel senso che praticamente, visto che ci sono una serie di consigli comunali, dei comuni che non hanno ancora approvato lo statuto, i tempi ormai sono ristretti, sono maturi,
e perciò praticamente bisogna forzare la mano con un commissario straordinario ad acta per far approvare lo statuto dell'azienda consortile. Noi siamo qua per dire, ve l'avevamo detto, Consumer ha in questo periodo, in questi anni, presentato più note dove chiedeva un cronoprogramma sulle cose da fare. Siamo d'accordo con i sindaci che sono andati nel Presidente della Regione a manifestare l'incapacità di questa Assemblea territoriale idrica di completare l'iter, dando una medaglia a quei sindaci, a quei 19 sindaci, Montevago, Licata e altri, Grotte, che hanno già approvato lo statuto della consortile, dando, ahimè, versione negativa nei confronti di quei comuni che, vuoi per problemi nel Consiglio Comunale, vuoi per problemi gestionali amministrativi propri, non hanno votato per ancora ad oggi per la ripubblicizzazione dell'acqua a mezzo del gestore, che è la consortile. Oggi ci ritroviamo impantanati, che a oggi, ci riferisce sempre la Presidente, non è possibile per il semplice motivo che mancano le reti di congiunzione nell'erogazione. Ma santo Dio, questi cittadini quando potranno beneficiare dell'acqua nelle proprie case, che sia pubblica o privata o qualsiasi altra forma? La verità è che ad oggi siamo peggio di prima.